Una classica del ciclismo riservata alla categoria allievi giunta alla 60ª edizione. Gentili telespettatori, ci troviamo nella Piazza Giusti di Monsummano Terme per la partenza del 60° Gran Premio Rinascita, valido come 20° trofeo Talino Talini alla memoria e come 14° trofeo Andreina Lubrani. Come abbiamo visto, le operazioni si sono svolte all'interno del bar Rinascita, dove i figli di Talino Talini e Andreina Lubrani sono da dove i figli sono partiti per andare, e questo è il momento in cui si riferiscono le immagini, a consegnare un mazzo di fiori dove riposano i genitori Talino Talini e Andreina Lubrani. Due appassionati di ciclismo che sono ancora una volta ricordati dai figli in questa giornata di grande ciclismo riservato alla categoria allievi. Il ricordo arriva da Dino, Grazia, Alfredo e Marco, che sono i 4 figli di Talino e Andreina e che anche quest'anno hanno voluto in grande stile ricordare i genitori con questa manifestazione che richiama i migliori atleti della categoria allievi a livello regionale e non solo. La prova sarà valida anche come prova della Challenge Piero Frosini, ricordiamo la Challenge che raggruppa le maggiori manifestazioni riservate alla categoria allievi sul territorio della provincia di Pistoia ed è organizzata dalla Polisportiva Monsulmanese con il patrocinio del comune di Monsummano Terme e la collaborazione del Velo Club Vergine dei Pini. Siamo alla misurazione dei rapporti, poi andremo anche a studiare il percorso, un percorso che si apre a diverse soluzioni, un percorso che non è particolarmente impegnativo e per questo è altamente spettacolare in quanto rende possibili diverse soluzioni. Gli atleti sono adesso alla firma del foglio di partenza, lo scenario è quello di Piazza Giusti nel cuore di Monsummano Terme davanti al bar Rinascita dove abbiamo detto si sono svolte le operazioni preliminari. Mentre aspettiamo il via, vi ricordo che hanno contribuito a questa manifestazione il Centro Cucine e l'Artigiano Arredamenti, Alessio Carni dei Fratelli Parlanti, Francesco Battisti Assicurazioni, S Car Autocarrozzeria ed ancora il bar Rinascita dove ricordiamo è possibile svolgere la propria festa di compleanno dal lunedì al venerdì e anche nei festivi per tutti i bambini che lo volessero. E poi ancora Ipercar, risparmiare con qualità, ICAD Adesivi, Cicli Sport Masotti, Garage Europa di Ancillotti e Pellegrini. Intanto siamo alla partenza con il sindaco di Monsummano Terme, Rinaldo Vanni, che insieme all'assessore allo sport Mariotti abbassa la bandierina del via. Partiti in questo istante gli atleti, ricordiamo anche il contributo della Oma Impianti e di tanti altri partner che sono a fianco dell'organizzazione. Ci stiamo muovendo da Monsummano Terme ed allora andiamo a studiare il percorso che gli atleti affronteranno. Un primo giro iniziale che misura 6 km, dopodiché gli atleti transiteranno sotto lo striscione di arrivo, è praticamente pianeggiante il primo giro, dopodiché ancora Ponte del Terzo, tiro a volo, Biscolla, Montecatini Terme e qui si salirà per la prima volta verso la salita di Vico di Montecatini Alto. Dopo il passaggio dal GPM, la discesa su Nievole, Ponte di Serravalle, Colonna, Monsummano Terme e quindi ancora il giro dalle case Vergine dei Pini, il passaggio sotto lo striscione di arrivo ed ancora un tracciato che ricalca il precedente, quindi con la salita del Vico che sarà affrontata per la seconda volta ed quindi il ritorno a Monsummano Terme dove si svolgerà l'arrivo dopo 62 km. Ci riferiamo adesso alle prime fasi di corsa. A chilometro 5 siamo al primo passaggio sotto lo striscione di arrivo, sarà assegnato il traguardo volante e gli atleti stanno già preparando la volata, andatura che è stata da subito molto sostenuta, a testimonianza anche dell'interesse da parte degli atleti di ben figurare in questa manifestazione. Come vedete
stanno cercando di lanciare lo sprint gli atleti del gruppo. Siamo ormai in vista dell'ingresso in Piazza Giusti. È lanciata la volata lunghissima lanciata dagli atleti del Veloclub Levante Eurotermo, ed è proprio Niccolò Bisso della formazione di Chiavari, formazione ligure, che va a vincere il traguardo volante davanti al numero 67. Invece la maglia è quella della Toscogas di Chiesanova Uzzanese, che è Giovanni Mitri. Il passaggio da Grotta Giusti, quindi percorsi 6 km di gara, gruppo che come avete visto viaggia compatto. Adesso con le immagini passiamo più avanti in gara, siamo al 19° chilometro. Vi ricordo che la prima ascesa verso il Vico sarà affrontata tra qualche istante, infatti ci stiamo proprio dirigendo verso Montecatini Terme, dove si affronterà la salita del Vico. Abbiamo una coppia al comando, dorsale 39, si tratta di Merlin Uca della Montepisano, insieme a lui il numero 7 Joy Damo della Monte Carlo Ciclismo. Questi sono i due atleti che si trovano adesso al comando, si stanno dirigendo verso Montecatini Terme, dove affronteranno per la prima volta la salita verso Vico. 2 ripetizioni di questa salita che dal punto di vista altimetrico rappresenta il punto più interessante di questa 60ª edizione del Gran Premio di Nascita. E dall'ultima ripetizione mancheranno appena 11 km alla conclusione. Vedete, il vantaggio dei due atleti è minimo, si svolta quindi a destra verso direzione Montecatini Terme. C'è un atleta leggermente avvantaggiato rispetto al gruppo, lo abbiamo visto per un attimo, non abbiamo riconosciuto la maglia, è un atleta della Mobilieri di Ponzacco. E adesso sono i corridori della Polisportiva Mille Luci Ciclismo nelle primissime posizioni del gruppo a fare il ritmo. Polisportiva Mille Luci, che è una delle formazioni più attese. Nel frattempo noi approfittiamo anche di questo momento della corsa per ricordarvi le formazioni al via. La Monte Carlo Ciclismo con tra le proprie file Nicolas Nesi, la Polisportiva Mille Luci che può vantare al via Edoardo Sali, e poi ancora il campione toscano della categoria Francesco Biondi e anche Daniel Gocai. Sono 3 dei corridori più attesi. Poi la ciclistica Mobilieri di Ponzacco, la All Sport ASD, il gruppo sportivo Pozzarello, il gruppo sportivo Iperfinish, la Montepisano, San Miniato Ciclismo, Team Valdinievole, Toscogas di Chiasanuova Ozzanese, Levante Eurotermo, Unione Sportiva Luni e Tonino Lamborghini Biking. Intanto sulla coppia al comando si è riportato il dorsale 46, lo vediamo inquadrato in questo momento, Filippo Carmignani della San Miniato Ciclismo, che raggiunti 2 uomini al comando proprio all'inizio della salita verso Vico tenta la sortita solitaria, ma abbiamo visto dalle immagini in precedenza che anche il gruppo si è riportato notevolmente sotto agli uomini al comando, gruppo che è appena 12 secondi dalla testa della corsa. Vediamo che prova a resistere Joy Damo, sta affrontando la salita regolare, sembra in grado di tenere il passo del corridore della San Miniato Ciclismo, per lui qualche metro di distacco, ma la salita è appena iniziata. Sono circa 3,5 km la salita che porta i corridori da Montecatini a Montecatini Alto, e il gruppo sicuramente ne approfitterà per tentare di scremare i corridori che fanno ancora parte del plotone. Allora, questa è la situazione, i 2 uomini al comando li lasciamo andare. Arriva adesso un primo inseguitore, la maglia della Montepisano, andiamo a vedere di chi si tratta, il dorsale numero 40 Gianandrea Gherardi, che anticipa leggermente il plotone. Ecco l'atleta della Montepisano, formazione che viene dalla zona di Pisa. Per lui adesso un buon passo in salita. Dietro invece sono ancora le maglie della Polisportiva Mille Luci, attivissime nelle prime posizioni del gruppo, così come vediamo anche gli atleti della All Sport. In questo momento è Younes Fatmin che prova a fare il ritmo, e Daniel Gocai che si porta alla sua ruota. Il forte atleta della Polisportiva Mille Luci Ciclismo si porta alle spalle di Younes Fatmi e provano ad avvantaggiarsi nei confronti del gruppo.
Vediamo anche Lassi però nelle primissime posizioni del plotone, l'atleta di casa della Polisportiva Valdinievole. Abbiamo visto anche la sagoma di Francesco Biondi. Intanto siamo ormai in vista dello scollinamento dal Gran Premio della Montagna. Continua nella propria azione, sono stati ripresi tutti gli altri fuggitivi ma non Filippo Carmignani della San Miniato Ciclismo, che quindi continua a mantenere qualche metro di vantaggio nei confronti del gruppo. Ancora buona la sua pedalata sullo sfondo. Vediamo l'abitato di Montecatini Alto. Noi siamo ormai in vista dello scollinamento dal Gran Premio della Montagna di Vico, mentre il gruppo è pilotato, lo vediamo in questo momento, da Daniel Gocai. Alla sua ruota con il dorsale numero 70 e Gabriele Nicolini della Levante Eurotermo. Poi vediamo anche le maglie della Mobilieri Ponzacco, del gruppo sportivo Stabia e della All Sport. Sono queste le formazioni più rappresentate sulla testa del plotone. Notate anche la facilità di pedalata di Daniel Gocai, uno degli atleti più forti in salita dell'intero panorama toscano. Sta facendo un ritmo regolare per tentare di stoppare l'azione del fuggitivo solitario al comando, che in questo momento viene raggiunto. Quindi gruppo compatto ormai a meno di 500 metri dal GPM, con un Daniel Gocai che continua a mantenere la testa della corsa. Ormai siamo proprio in vista del passaggio dal Gran Premio della Montagna. Vedremo se ci sarà volata, ed è Daniel Gocai che transita per primo ed anticipa un gruppo allungato ma forte ancora di una trentina di unità. Ecco il passaggio dal GPM, altri atleti leggermente attardati possono rientrare. Abbiamo visto Edoardo Sali anche transitare, ma c'è una discesa adesso fino a Nievole, discesa anche abbastanza tecnica, quindi si può anche tentare di recuperare. E vediamo il gruppo e tutti gli altri atleti che hanno perso contatto. C'è stata una notevole selezione già in queste fasi di gara. Intanto Cicli Masotti che sta curando il servizio di cambio ruote. Noi siamo adesso in fondo alla discesa, ci troviamo quindi con le immagini al 27esimo chilometro. È cambiata la situazione, adesso sono due uomini al comando che, una volta finita la discesa, quindi una volta raggiunta la località di Nievole, hanno preso un leggero margine di vantaggio nei confronti del gruppo. Yuri Botti del gruppo sportivo Pozzarello, eccolo qua inquadrato l'atleta diretto da Federico Colonna. Insieme a lui con il numero 55 si tratta di Luca Diana del team Valdinievole, che adesso sta facendo l'andatura, tanto un particolare anche della bici Formigli su cui pedala Luca Diana. Il gruppo, come vedete, accusa un ritardo di 200 metri, quindi circa 15 secondi di ritardo del plotone. Ci informa Fabrizio Falconcini, che assieme a Massimo Capocchi cura il servizio di radioinformazione in corsa. Attenzione alla sortita di Daniel Gocai con il dorsale numero 9. L'atleta della Polisportiva Mille Luci prova a riportarsi sulla testa della corsa. Anche ottime doti di passista per Daniel Gocai, che adesso controlla la sua situazione. Gianmarco Lassi con il dorsale numero 58, il primo a riportarsi su Gocai. Adesso si studiano un attimo i due atleti e arriva praticamente tutto il gruppo che va a raggiungere i controattaccanti. Ricordiamo ancora la presenza di Diana e Botti al comando. Transitiamo davanti a Cicli Banzai e siamo quindi nel corso del 35esimo chilometro. Siamo ormai in vista del nuovo e ultimo passaggio prima del traguardo in Piazza Giusti. C'è un'azione adesso al comando, sono 5 atleti, andiamo a vedere di chi si tratta. Con il dorsale numero 5 la maglia della Monte Carlo Ciclismo è Filippo Mori, eccolo inquadrato, viene rilevato da un atleta in casacca Valdinievole e si tratta di Gianmarco Lassi con il 58. Con il 71 Marco Murgano della Levante Eurotermo, ed ancora con il numero 17 Michele Balducci della Mobilieri di Ponzacco, e con il numero 33 Yuri Botti del gruppo sportivo Pozzarello. Questi sono i 5 uomini al comando che ormai sono in vista del passaggio sotto lo striscione di arrivo, dove sarà
ha segnato anche un ulteriore traguardo volante, 2 i traguardi volanti quest'oggi assegnati, e ovviamente anche il Gran Premio della Montagna offerto dal Bar Rinascita, dove ricordiamo si sono svolte le operazioni preliminari. Eccoci in zona arrivo, vedremo se ci sarà volata per il traguardo volante. Vediamo adesso, stanno transitando, ed è il numero 5, vale a dire Filippo Mori, che transita in prima posizione. Si va quindi in direzione Montecatini con il gruppo vicinissimo, direzione Montecatini, per affrontare per l'ultima volta la salita verso Vico. Il plotone è ancora forte di 35 unità, quindi c'è stata sì selezione, ma il gruppo si è mantenuto compatto. Come vedete sta per piombare sui fuggitivi. Dicevo, il gruppo si è mantenuto abbastanza numeroso, questo anche a testimonianza dell'ottima qualità dei partenti. Ne approfittiamo un'ultima volta prima di andare in salita verso Vico e vivere le fasi salienti della corsa. Ne approfittiamo per ricordarvi ancora una volta gli sponsor a fianco dell'organizzazione: il Centro Cucine L'Artigiano Arredamenti, Alessio Carni dei Fratelli Parlanti, Francesco Battisti Assicurazioni, Bartoli Packaging ed ancora l'S Car Autocarrozzeria, il Bar Rinascita, la ditta Ipercarne, Ciclisport Masotti, Icad Adesivi, Garage Europa. Intanto siamo all'inizio dell'ultima ascesa verso Vico. Con il 71 è Marco Murgano che fa l'andatura, con il 56 abbiamo visto alla sua ruota Alessandro Bivone, arriva con il 34 Emanuele Pitino, con il numero 6 invece si tratta di Gabriele Lisci, e con il numero 17 è Michele Balducci. Questi sono i corridori che anticipano di poco il gruppo. Eccola la svolta a sinistra che segnala l'inizio ufficiale della salita verso Vico. Il gruppo, come vedete, però è vicinissimo, trainato dal dorsale 46 Filippo Carmignani, grande protagonista anche nel precedente passaggio da questa salita. Abbiamo visto alla sua ruota Edoardo Sali, eccolo qua, con Daniel Gocai, con Francesco Biondi, il terzetto della Polisportiva Mille Luci Ciclismo. Intanto scatenato in salita ancora una volta Filippo Carmignani, appena iniziata la salita tenta la sortita e ha raggiunto l'atleta della Mobilieri di Ponzacco. Vediamo anche le maglie della Iperfinish nelle prime posizioni. Biondi intanto prova a riportarsi su Carmignani, salita che questa volta dovrà essere affrontata da coloro che vogliono evitare lo sprint con una maggiore incisività. Biondi sicuramente può contare anche su un ottimo spunto veloce e quindi non è per il momento intenzionato a fare un ritmo elevatissimo. Vediamo anche Cosimo Bettiol in seconda ruota, fratello di Alberto Bettiol, lo ricorderanno i più attenti, campione europeo a cronometro nella categoria juniores e quest'anno vincitore tra le altre della classica di apertura alla Firenze Empoli. Torniamo in testa e c'è una notevole selezione anche tra i fuggitivi. Sono rimasti in 2 al comando: numero 56, maglia della Polisportiva Val di Nievole, si tratta di Alessandro Bivone, e con lui il dorsale 71 Marco Murgano della Levante Eurotermo. 2 uomini al comando, ma il gruppo sta rinvenendo, quindi attenzione anche adesso. Il gruppo si sta riavvicinando notevolmente, ci segnala Radio Informazione in corsa. Siamo nella parte centrale della salita con ancora Murgano a fare l'andatura. La maglia è quella della formazione ligure e attenzione, adesso arriva il gruppo ed è uno dei più attesi, Nicola Sanesi, che si volta adesso, si porta in testa a controllare la situazione alla sua ruota. Abbiamo visto con il 19 Gianni Pugi e abbiamo visto anche Daniel Gocai. Sta esplodendo il gruppo in questo frangente. Pugi adesso in testa a fare il ritmo. Nesi si mantiene in seconda ruota, controlla la posizione di Daniel Gocai, che in salita è sicuramente uno dei corridori più attesi. Siamo ormai a circa 1 chilometro dallo scollinamento con le immagini, e ancora Nesi che si porta in testa. L'atleta della Monte Carlo Ciclismo prova ancora una volta
ad aumentare il ritmo. Vediamo chi resisterà a questo allungo. Resiste Gokai, resiste anche Murgano e resiste anche Pugi. Quindi 4 atleti al comando quando siamo nelle battute finali della 60ª edizione del Gran Premio di Nascita, 20° trofeo Talino Talini, 14° trofeo Andreina Lubrani. Alla memoria i figli ricordano i coniugi Talini, ricordano Talino Talini e Andreina Lubrani, e sono i figli Dino, Grazia, Alfredo e Marco, che anche quest'anno con tanto impegno hanno voluto ricordare i genitori organizzando una manifestazione ciclistica di alto livello riservata alla categoria allievi. Ed è Daniel Gokai come previsione in salita che fa il vuoto. Siamo al passaggio dal GPM, ancora lui che quindi precede Nicola Sanesi e poi un primo gruppetto, dicevo ancora lui, quindi al GPM, e vincendo entrambi i GPM andrà ad aggiudicarsi la classifica speciale dei Gran Premi della Montagna messa in palio dal bar Rinascita. Arriva anche il resto del gruppo, arriva il campione toscano Biondi, arriva Lassi in questo momento, arriva anche Nesi, l'abbiamo visto passare in precedenza, dicevamo arriva anche l'altro atleta molto atteso della Mille Luci, vale a dire Edoardo Sali. Quindi Gokai e Nesi si sono dimostrati più forti in salita, sono ancora qua separati da un centinaio di metri. Gokai prova ad insistere, quindi anche nel tratto in pianura prova a continuare a fare la differenza. Intanto siamo ormai a meno di 10 km dalla conclusione, ci stiamo portando verso il ponte di Serravalle, strada questa leggermente favorevole per i corridori, scende con una pendenza dell'1-2%, quindi si possono fare ottime velocità. Daniel Gokai ha il fisico anche per andare molto forte sul passo. Dietro Nicola Sanesi e ancora più indietro il gruppo. Eccolo qua l'atleta della Monte Carlo Ciclismo che prova a raggiungere uno scatenato Daniel Gokai. In salita si sono dimostrati di essere gli atleti più forti. Adesso vedremo se riusciranno a mantenere il vantaggio nei confronti del gruppo o se il plotone reagirà per andare a raggiungere gli uomini che si trovano al comando. Per il momento sono 8 secondi che separano Daniel Gokai da Nicola Sanesi. Il gruppo è segnalato a 20 secondi e sono le maglie del gruppo Sportive per Finish con Davide Masi. Con il 56 invece è Alessandro Bivolone del team Valdinievole. Più indietro vediamo ancora con il 33 Yuri Botti. Arrivano gli altri, vediamo i corridori più attesi se ci sono praticamente tutti. Manca, attenzione perché in questo gruppo manca la coppia della Mille Luci. Eccoli qua, infatti le vediamo adesso, Edoardo Sali e ci dovrebbe essere anche Francesco Biondi. Quindi sono rientrati, avevano perso leggermente contatto nel tratto in salita verso Vico, intanto passaggio dal ponte di Serravalle, avevano perso leggermente contatto ma sono riusciti a farsi sotto. Adesso si conclude l'inseguimento di Nicola Sanesi, quindi si forma la coppia alla comando con Daniel Gokai. A questo punto sembra difficile per Gokai anche collaborare, in quanto se dovesse Nesi riuscire a raggiungere il corridore al comando, dietro ovviamente Gokai ha i compagni di squadra e non avrebbe interesse a portare avanti un'azione a due con Nesi, che ovviamente allo sprint è decisamente più veloce di Gokai. Si volta Daniel Gokai, il gruppo però è davvero vicinissimo, lo abbiamo visto nell'immagine in precedenza. Ecco che si forma la coppia, ma il plotone è lì e come era previsione Nicola Sanesi si porta al comando. Probabilmente sarà sulle sue spalle l'impegno di portare in fondo questa fuga, perché dietro ovviamente ci sono le ruote veloci della Polisportiva Mille Luci e che andranno a tentare la volata, e quindi Daniel Gokai non ha interesse a tirare. Infatti la fuga si esaurisce subito una volta ricomposta la coppia. Il gruppo torna compatto e si è anche ricompattato notevolmente. Il gruppo è forte di 25 unità in questo frangente.
Noi siamo a 5 km dalla conclusione, con il plotone che continua a viaggiare compatto. C'è una fase di studio adesso tra gli uomini del gruppo, con Francesco Biondi nelle prime posizioni, anche Daniel Gocai, anche gli atleti della Levante Eurotermo con Murgano. Andremo a vedere allo sprint, andremo a vedere come si concluderà, se qualcuno proverà il colpo di mano, perché non dimentichiamoci che ci sono sì alcuni degli atleti più veloci del panorama ciclistico nazionale, ma alcuni vorranno tentare di evitare l'arrivo allo sprint e si sentiranno battuti. Adesso ci riprova ancora una volta Filippo Carmignani a 4 km dalla conclusione, però non riesce ad essere incisiva la sua azione, il suo margine di vantaggio è minimo. Andiamo a vedere infatti Biondi, il primo a chiudere con l'assi alla sua ruota. Intanto stiamo entrando nelle fasi conclusive, siamo a 2 km e mezzo dal termine ed è il 33 Yuri Botti a fare l'andatura in questo frangente. Alle sue spalle gli atleti del team Valdinievole con Alessandro Bivone. Andiamo a vedere, arriva anche Gianmarco Lassi nelle prime posizioni del gruppo con il dorsale 58. C'è una fase di studio importante adesso e potrebbe essere anche il momento buono per qualche allungo in questo frangente, però nessuno prova ad allungare. Sali si mantiene vigile nelle prime posizioni del gruppo, è sicuramente in caso di arrivo allo sprint uno degli atleti da tenere d'occhio. Siamo a 2 km dal termine, 2000 metri alla conclusione. Le maglie della Mille Luci, della Levante Eurotermo, della team Valdinievole nelle prime posizioni. Gruppo che, come vedete, è forte di 25 unità. Intanto entriamo sulla strada statale che porta verso Monsummano. Lassi in seconda ruota, Murgano in prima, poi gli atleti della Holo Sport, Daniel Gocai che è a fianco ai compagni di squadra Edoardo Sali e Francesco Biondi. Prova a risalire anche il gruppo del team Valdinievole. Attenzione all'allungo di Filoni, ci sembra essere ultimo chilometro, probabilmente pretattica per tentare di tenere il gruppo allungato, ed è la volata lanciata con la sagoma di Edoardo Sali, lanciatissimo verso il traguardo. Una volata capolavoro di Edoardo Sali della Polisportiva Mille Luci Ciclismo, che va a vincere davanti a Nicolas Nesi e al compagno di squadra Francesco Biondi. Quarto è Gabriele Nicolini della Levante Eurotermo, quinto è Alessio Santerini della All Sport, sesto è Joy Damo della Monte Carlo, settimo Jacopo Bascherini dell'Unione Sportiva Luni, ottavo Daniel Gocai della Mille Luci, nono Gianni Puggi della Ciclistica Mobilieri e decimo Alessio Abruzzese. Una volata capolavoro di Edoardo Sali, una volata velocissima, aiutava anche la strada che tendeva leggermente a scendere. Si è riuscito a battere Nesi, che sicuramente è un ottimo velocista. Tu quest'anno, oltre ad essere un ottimo velocista, oggi hai dimostrato di riuscire a tenere abbastanza bene anche in salita. Sì, sicuramente è stata una bellissima volata. In salita devo ringraziare specialmente Francesco, che durante la seconda salita, che poteva essere quella più pericolosa, è rimasto con me, mi ha fatto il ritmo che volevo e poi in pianura mi ha aiutato a rientrare. E devo dire grazie a tutta la squadra, anche qui nel finale, che hanno chiuso tutti i buchi, a partire da Filoni, Matteo, il Capponi e anche a Daniel, che mi ha fatto una bellissima volata. E poi in volata so che sono abbastanza forte, quindi ce l'ho fatta vincere. Senti una dedica per questa vittoria? La dedico alla mia famiglia e a tutta la squadra che da sempre, tutta questa stagione, sta facendo un bellissimo lavoro. Nicolas Nesi ancora un secondo posto, è un po' la stagione del secondo posto, è il quinto questo. Oggi certo un grande ordine d'arrivo, un bel podio, e essere qui sicuramente significa che la condizione è buona. Sì dai, comunque dopo 5 secondi posti diciamo che la gamba c'è, perché comunque mi sono classificato nei primi 5 in tutte le corse per adesso. In salita
provato a forzare, siamo andati via io e Daniel, però non siamo riusciti a mantenere il margine, ci hanno ripreso, io in volata ero finito. Francesco Biondi, terzo classificato qui sul traguardo di Monsummano Terme, un terzo posto alle spalle della vittoria del compagno di squadra, una volata davvero alla Cardio Palma, una volata alla grande quest'oggi. Sì, abbiamo fatto una splendida volata, siamo riusciti a vincere, anche eravamo rimasti un po' staccati in salita, abbiamo fatto forte la discesa, la pianura, ce l'abbiamo fatta rientrare, ci ha dato una grandissima mano anche i nostri compagni di squadra, Daniel Gokai che è restato fino al finale e ci ha tirato la volata e poi siamo riusciti a concludere al meglio con un primo e un terzo posto. Marco e Alfredo Talini, figli di Talino Talini, che quest'oggi hanno ancora una volta ricordato alla grande la figura di papà e di mamma, con una gara che nel finale ha visto i migliori allievi nel panorama regionale contendersi il successo. Una volata a capolavoro di Sali, sembrava davvero di assistere ad una volata dei professionisti. Una corsa organizzata alla grande, il colpo d'occhio e il pubblico era uno spettacolo. Marco, tanta soddisfazione. Sì, la soddisfazione di tutti gli anni che noi con il nostro impegno cerchiamo di fare nel migliore dei modi naturalmente questa manifestazione. Oggi veramente è stato un podio fantastico perché 3 atleti, uno più bravo degli altri. Siamo molto contenti di questo risultato e come tutti gli anni ci impegniamo sempre nel migliore dei modi per fare sempre più bella questa manifestazione. Una corsa combattuta sin dall'inizio, il percorso è un percorso duro ma non troppo, insomma un percorso che favorisce lo spettacolo. Sì, diciamo che tanto duro non è questo percorso, è un percorso che infatti tutti gli anni diciamo che c'è una volata, non il gruppo ristretto, forse se fosse un po' più selettiva per una corsa molto importante perché diciamo che nell'ambito regionale il 60esimo Gran Premio Rinascita, solamente dire il numero 60 vuol dire che tutti gli sportivi musulmanesi che danno il loro impegno nel fare questa manifestazione forse dovrebbero la federazione riconoscerla ancora di più per fare ancora più partecipanti, per dare ancora più soddisfazione agli sportivi che si impegnano e a noi che ci impegniamo per fare che diventa sempre più, ogni anno sempre più difficile organizzare una corsa ciclistica. Alfredo, appuntamento al prossimo anno per ricordare ancora una volta Talino e Andreina. Sì, il prossimo anno ancora un altro, ancora più bello.